Buongiorno a tutti e benvenuti al settimo appuntamento per la definizione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi siamo a Cassola, ospiti di questo bellissimo Innovation Lab Pallades, presso questo centro multifunzionale Creta, che ci ospita per parlare di un tema estremamente d'attualità, come tutti gli altri, ma sicuramente questo forse un po' di più: sanità e sociale, come migliorare i servizi grazie al digitale. Siamo al settimo appuntamento, siamo partiti circa 40 giorni fa da Rovigo, passati per Vicenza, Verona, Padova, abbiamo fatto Treviso, Conegliano. Oggi siamo qui per approfondire ancora il ruolo fondamentale digitale avrà nei prossimi anni su una tematica, come abbiamo detto, cruciale. Quindi lascio subito la parola a Roberto Marin, vice sindaco del comune di Bassano del Grappa, che è anche il promotore di questa iniziativa Innovation Lab, che, come mi ha ricordato prima, erano i primi classificati nel bando regionale. Quindi con orgoglio ci racconti che cosa è questo Innovation Lab, che cosa fate e come sta andando anche l'iniziativa delle palestre digitali sui vostri 14 comuni. Buongiorno a tutti. Innanzitutto devo salutare tutti, dare un benvenuto, ringraziare la presenza gli assessori Calzavara e Lanzarin, ringraziare naturalmente chi poi interverrà. Faccio gli onori di casa e ringrazio il Comune di Cassola che ci ospita, ringrazio gli amici di Creta che da tempo collaborano con noi per questo importante progetto. Ha fatto bene a ricordare che con vanto siamo arrivati primi nella Regione Veneto nel bando Innovation Lab con il progetto Pallades. Qui è il centro Innovation Lab e quindi il cuore pulsante dell'intero progetto, che coinvolge 15 comuni che vorrei citare: Asiago, Cartigliano, Cassola, Marostica, Colceresa, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano de Zelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Val Brenta. Quota circa 160.000 abitanti. È un progetto ambizioso, che tengo a sottolineare strategico, perché è partito prima della pandemia. È divenuto ancora più strategico perché mi pare che il digitale, quindi la necessità di fare un passo avanti rispetto al digital device della popolazione, delle piccole imprese, dell'amministrazione pubblica, sia determinante in questo momento. Il progetto, che vede sviluppare nell'intero territorio quell'operazione di disseminazione fatta proprio con le palestre digitali, dove avviciniamo, prendiamo per la giacca cittadino per cittadino e lo portiamo nelle palestre digitali a parlargli di come funziona il computer, del problema dell'home banking, del problema del pago PA, SPID, del problema del cyberbullismo e di tanti altri piccoli problemi quotidiani che incontra il cittadino, incontra la pubblica amministrazione, incontra la piccola impresa. Ho il tempo limitato, mi diceva il presentatore, quindi spiegare l'intero progetto, anziché 5 minuti mi ci vorrebbero 5 ore. Parlo delle palestre digitali, parlo dei seminari, uno proprio il 26, parlo dei corsi professionalizzanti, ma parlo anche, ad esempio, di quei work café, quelle tavole rotonde, una fatte proprio sulla digitale e la pubblica amministrazione e uno recente che abbiamo fatto sul tema della sostenibilità, e che ha dato modo di sviluppare una progettualità condivisa. Siamo riusciti a mettere insieme il progetto del mondo digitale e metterlo a disposizione, ad esempio, del tema della mobilità sostenibile. E quindi la connessione, la correlazione di progetti diversi, quindi il mondo digitale, ad esempio, con il progetto Green2Go, altro progetto che coinvolge 180.000 abitanti, quindi sostanzialmente gli stessi comuni, che è finanziato da un progetto europeo che guarda proprio a promuovere la mobilità sostenibile. Oggi ritengo che anche questo è un passo di interconnessione. Il mondo digitale, e direi senza fare graduatorie ma ancora di più, a disposizione del sociale e a disposizione della sanità. Direi che queste interconnessioni dimostrano effettivamente che lavorare per la disseminazione positiva di cosa può essere il mondo digitale a favore del cittadino ogni giorno rappresenta una grande sfida. Il nostro progetto Pallades sta avanzando nonostante le difficoltà della pandemia, ma siamo riusciti in presenza online stiamo sviluppando il nostro progetto e ancora abbiamo tante cose da fare. Spero vivamente di poterlo portare a termine e che possiamo portarlo a termine con gli obiettivi prefissati. Grazie.
Grazie al vice sindaco Roberto Marin per questa esaustiva presentazione, ovviamente sintetica ma molto completa, dell'iniziativa progettuale Innovation Lab in cui ci troviamo. Ovviamente il tema della cultura digitale è fondamentale per accedere a un mondo di servizi sempre nuovi. Passo la parola all'assessore Emanuele Nazzarin perché sicuramente il tema della pandemia ha accelerato adozioni, modelli di utilizzo e anche strumenti importantissimi, e il digitale ha dato sicuramente una mano. Quale sarà il futuro, secondo lei, anche del ruolo digitale nel mondo della sanità sociale? Buongiorno, io intanto ringrazio per l'opportunità e ringrazio anche per la location, perché penso che non ci poteva essere location più adatta per trattare temi di questo tipo, quindi in un cuore insomma dove c'è innovazione, tecnologia ma anche sguardo verso il futuro. Allora, noi arriviamo da un momento molto particolare, molto delicato, difficile, insomma, siamo ancora, allora mi piace sottolinearlo, non è passata la pandemia, anzi in questi giorni insomma vediamo anche un aumento dei casi positivi, quindi massima allerta e massima attenzione, però noi stiamo piano piano uscendo da 20 mesi di forte difficoltà, di forte tensione di tutto il sistema sanitario e sociale veneto, e chiaramente la pandemia è stata ed è uno spartiacque rispetto il futuro, è uno spartiacque anche quando parliamo di tecnologie, quando parliamo di innovazione, perché abbiamo capito quanto importante sia l'innovazione, la tecnologia, essere al passo con i tempi, ma soprattutto dare un occhio, guardare con un occhio di molta attenzione rispetto il futuro. Abbiamo imparato a conoscere in questi 18 mesi, in questi 20 mesi, situazioni effettivamente che erano conosciute ma non così, non appartenevano al lessico abituale, quotidiano, ma soprattutto non erano all'interno delle nostre agende. Penso a tutto il discorso che si è sviluppato appunto durante la pandemia, forzato anche perché insomma eravamo in una situazione, lo sappiamo, di lockdown, di chiusura, rispetto a strumenti come la telemedicina, il telemonitoraggio, la telerefertazione, quindi in cui l'agenda digitale, in cui la parte digitale l'ha fatta da Leone, quindi strumenti che oggi diventano strumenti all'interno della nostra programmazione sanitaria, della nostra programmazione sociosanitaria, che devono sicuramente essere affinati, che devono essere resi uniformi su tutto il territorio veneto e accessibili soprattutto all'utente e al cittadino finale. Noi abbiamo visto che con la telemedicina, soprattutto nei momenti di chiusura dei nostri ospedali, dei nostri presidi sanitari, siamo riusciti comunque a garantire i follow up, siamo riusciti a garantire delle visite che potevano essere fatte in telemedicina. È chiaro che su questo stiamo strutturando una piattaforma che sia una piattaforma unica regionale e che vada incontro a queste esigenze. Abbiamo anche maturato e stiamo maturando delle esperienze concrete, anche sperimentali se vogliamo, nelle singole aziende sanitarie. Penso all'azienda sanitaria dove ci troviamo oggi, quindi l'azienda USL 7 Pedemontana, che sta con la provincia di Trento, ma penso poi se ne parlerà anche più approfonditamente, appunto sperimentando un'innovazione per quanto riguarda la telemedicina. Penso a un'altra sperimentazione che noi stiamo facendo con l'azienda ospedaliera di Padova, specifica sulla sclerosi multipla. Penso anche a un'attività che noi abbiamo messo in campo per quanto riguarda il long Covid, il post-Covid. Noi sappiamo che i pazienti che hanno avuto il Covid hanno comunque delle conseguenze che si trascinano per molto tempo e hanno bisogno di un supporto, di una riabilitazione continua, e quindi abbiamo messo in atto una progettualità di teleriabilitazione, coinvolgendo, sempre partendo dall'azienda ospedaliera di Padova, ma mettendo poi in collegamento tutti gli altri presidi riabilitativi che ci sono in Regione Veneto. Quindi un'evoluzione che fino a poco tempo fa c'era, ma non era così accelerata. Il Covid l'ha fatta accelerare, quindi dal Covid, dall'emergenza della pandemia, io dico sempre, la vediamo anche come un'opportunità rispetto a quelli che sono gli orizzonti che si aprono verso il futuro. Però penso anche a un altro discorso, che è un discorso che è un po' a confine tra il sociale e il sanitario. Penso al discorso della popolazione anziana. Noi abbiamo una popolazione, sappiamo insomma, che da un punto di vista demografico sta invecchiando molto, una popolazione quindi che ha bisogno di essere assistita, e una popolazione che quindi con strumenti come il telemonitoraggio, il telecontrollo, e quindi pensiamo al telemonitoraggio di parametri vitali che oggi si possono fare, oppure il telecontrollo che rispetto a situazioni, pensiamo alle cadute degli anziani quando abitano in un contesto isolato, in un contesto e sono soli,
con il telemonitoraggio, insomma, noi possiamo anche osservare e monitorare quindi anche le persone che sono a casa da sole. Questo legato chiaramente anche alla grande possibilità che la domotica in generale, su cui stiamo molto ragionando, insomma, porterà anche delle evoluzioni che vanno un po', io credo, anche a così, insomma, incontrare quelli che sono i contenuti del PNRR. Se pensiamo alla grande spinta che c'è a livello nazionale negli investimenti in tecnologie, in innovazione. Si parla tantissimo di intelligenza artificiale, ormai l'abbiamo vista, insomma, applicata in vari contesti, sarà sempre più la frontiera futura su cui anche in questo, insomma, come Regione Veneto ci stiamo sicuramente ragionando, ma stiamo cercando anche di capire, legata alla medicina territoriale. Oggi parliamo molto di potenziamento della medicina territoriale, che non può essere non legata alla parte tecnologica e digitale, che diventa un'altra cosa fondamentale. Accanto a questo io credo che però noi dovremmo ragionare anche sempre di più, e quindi mi fa piacere sicuramente anche quanto detto dal vice sindaco di Bassano rispetto all'alfabetizzazione. Cioè noi avremmo un gap di alfabetizzazione digitale importante, soprattutto rispetto alle persone più anziane, che dovremmo colmare, e l'abbiamo capito, insomma, in periodi lockdown. Cosa vuol dire saper usare uno smartphone, fare una videochiamata, fare una prenotazione, come noi abbiamo, insomma, impostato il sistema di prenotazione per quanto riguarda la campagna vaccinale. Altra frontiera, insomma, in Veneto con questa modalità qui, insomma, abbiamo avuto un sistema di prenotazione unico, un sistema di prenotazione che era flessibile, modulabile, che riusciva a rispondere alle esigenze quotidiane in base alle categorie, in base alle indicazioni, e tutto oggi lo sta facendo, quindi una risorsa importantissima che chiaramente diventa patrimonio futuro anche per tutti, insomma, e rispetto a quella che sarà la programmazione futura. Gli investimenti credo che noi dovremmo fare e che dovremmo per forza prendere in considerazione sono quelli legati al fascicolo sanitario elettronico. Avevamo già intrapreso una strada come Regione Veneto in questa direzione, ricordiamo, insomma, con l'app Sanità Chilometro Zero 2015, mi sembra, insomma, che poi è stata molto utile anche nel fase della pandemia per chi ce l'aveva, per chi, insomma, l'aveva scaricata, per chi riusciva tramite questa app anche a entrare nel circuito. La dematerializzazione della ricetta, siamo stati una delle prime regioni a dematerializzare la ricetta e quindi a rendere anche questo servizio più vicino, più accessibile, sicuramente più fruibile al cittadino, e quindi anche con minor impatto da un punto di vista di spostamenti, di qualità della vita, di conciliazione anche dei tempi di lavoro, e quindi da questo punto di vista. È chiaro che si sono aggiunte tutta una serie di altre iniziative, che sono quelle, appunto, e poi credo verrà discussa in maniera molto più approfondita, dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, di quelle che sarà il sistema per quanto riguarda il sistema sanitario unico. Noi siamo a un buon punto per quanto riguarda la dirigenza ospedaliera, quindi uniforme, unico in tutta la regione Veneto, e l'evoluzione, penso, alla cartella informatizzata clinica, che quindi dovrebbe essere accessibile a tutti i punti di vista. Io penso, insomma, vado anche un po' più in là a quella che dovrà essere una frontiera nostra, quella quindi la rete delle strutture extra ospedaliera, le case di riposo, le RSA, e quindi la circolazione dei dati uniforme da parte di queste strutture, che oggi sono comunque 350 strutture, 30.000 pazienti, 30.000 ospiti, con a volte anche, sappiamo, un impatto non da poco. Quindi la tecnologia anche in questo senso ci aiuterà molto, e ci aiuterà anche a dare quei servizi, a creare meno disagio, a investire nella qualità della vita, a investire anche nella qualità dei contenuti. Ultima riflessione la faccio, e mi corre l'obbligo però, sul problema dei big data, perché noi abbiamo affrontato purtroppo in sanità anche il problema dei big data, del garante della privacy, e quindi del problema legato ai dati sensibili. Quindi è chiaro che quando noi parliamo di dati individuali della persona, e soprattutto che competano al sistema sanitario e quindi alla salute della persona, dell'individuo, parliamo di dati sensibili.
Sappiamo che su questo ci sono procedure ben definite, l'abbiamo sperimentato perché siamo stati richiamati, sanzionati, minacciati dal garante a più riprese, anche per cose molto, secondo noi, che non avevano molto senso, nel senso l'anticipare il Green Pass all'interno delle strutture ospedaliere per l'accesso, quando il legislatore nazionale non aveva ancora anticipato questo, è stato visto dal garante come una violazione della privacy. Quindi io credo che sui dati sensibili, la gestione dei dati sensibili, soprattutto quando parliamo di strutture sanitarie, quando parliamo di dati sanitari che non sono i dati per la ricerca, perché quelli hanno un altro percorso, credo che su questo bisogna fare chiarezza, perché se noi investiremo sempre di più in tecnologia, innovazione, intelligenza artificiale, nuove frontiere, è chiaro che il problema dei dati rimane un problema che deve essere risolto e deve essere sviscerato. Grazie veramente all'assessore Danzarin che ci ha fatto una ricostruzione molto analitica di tutti gli attuali servizi fondamentali che vedono nel mondo digitale uno snodo cruciale, ma mi permetto di raccogliere due spunti interessanti. Uno del tema della cultura digitale. Finché non facciamo evolvere il tema della cultura digitale sui cittadini, sicuramente l'adozione di questi servizi sarà minore di quello che ci aspettiamo. E il secondo, sicuramente un tema di estrema attualità, il tema della data governance, il tema della gestione del dato diventa cruciale, soprattutto se poi noi dal dato vogliamo costruire attività predittive per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo. Su questo tema del dato, che è un tema che è emerso in moltissimi di questi incontri, lascio la parola all'assessore Francesco Calzavara che ha in questo tour de force dei 7 incontri già fatti, questo è il 7° sul territorio, ci racconta un po' come sta andando e quanto effettivamente questo tema del dato sia un tema che ricorre spessissimo. Grazie, buongiorno a tutti. 7° appuntamento, ormai sta quasi finendo questo tour che stiamo facendo in giro per il Veneto, che tra l'altro ci permette di comprendere anche la forza di questo progetto. Oggi siamo in uno dei 2 Innovation Lab che non sono all'interno dei comuni capoluogo, e credo che sia la testimonianza di come questo progetto ha nella sua visione di portare cultura digitale in tutto il Veneto, quindi non solo all'interno dei comuni capoluogo, ma attraverso queste iniziative e le palestre digitali che vengono poi sviluppate nei territori, raggiungere quell'obiettivo di cultura digitale di cui da tempo se ne parla e che ne parleremo molto, credo, nel corso dei prossimi mesi, quando il PNR inizierà finalmente a capire questa botta di miliardi che dovrebbero arrivare nell'innovazione digitale, come poi dovrà essere atterrata e portata nei territori, e lo si potrà fare se c'è una rete, una struttura regionale capace di utilizzare al meglio da subito queste risorse che devono cercare di portare la nostra regione sempre più vicina a dei mutati bisogni, che sono quelli di una facilità di accesso alle informazioni, e questo lo si fa attraverso una capacità di avere una visione organica di quello che sono i bisogni dei cittadini. L'esempio della sanità e dell'eccellenza del prodotto sanitario dal punto di vista digitale è, credo, un'esperienza forte nel nostro territorio, quello che in pochi giorni si è riusciti a mettere in piedi in termini di servizi per la prenotazione, per riuscire a capire dove posso andarmi a vaccinare. Sono risposte importanti che dimostrano come c'è una forte attenzione su questi temi, che dovranno essere poi inseriti all'interno di una visione complessiva del dato regionale, che è il grande obiettivo, almeno per quanto riguarda l'assessorato all'innovazione digitale, perché riteniamo che nel momento in cui le risorse sono sempre meno, la vera ricchezza futura di una regione come la nostra sarà quella di avere capacità di aggregare una molteplicità di dati che sono nel territorio, con una serie di sensori che già ci sono, ma avere poi la capacità di aggregare questo dato, ma di leggerlo e restituirlo dal punto di vista dei contenuti a chi effettivamente ne ha bisogno. Intelligenza artificiale, capacità predittiva saranno le sfide dei prossimi anni, però credo che da questo punto di vista ci sia un'ossatura regionale capace di interpretare questi bisogni, e avremo bisogno di un po' di risorse. Credo che
per noi riuscire e torno un po' all'inizio della domanda, andare in giro per i territori ad ascoltare i bisogni sia estremamente importante. Quello che sta emergendo nei vari incontri che stiamo facendo, che li abbiamo fatti tematici, cercando di avvicinare l'appartenenza territoriale alle competenze. Oggi parliamo di sanità qui nella provincia di Vicenza, perché c'è un assessore vicentino, ma che naturalmente poi la sanità la fa su tutto il territorio regionale, però questo ci permette di riuscire ad avere, ed è quello che ci interessava di più, una serie di feedback al termine di questi tavoli che ci permetteranno di costruire un'agenda digitale 2025 che, come stiamo cercando di dire in ogni incontro, deve avere una capacità di interpretare il bisogno contemporaneo e quindi riuscire a fare un'agenda che dia delle risposte immediate, ma che abbia al contempo la capacità visionaria di comprendere almeno da qua al 2025 quello che potranno essere i bisogni e le necessità, e prospettare una regione che abbia la capacità di interpretarlo anche dal punto di vista infrastrutturale. Sapete che il Veneto paga da questo punto di vista un gap strutturale. Il fatto di non avere la banda ultralarga ci comporta alcune difficoltà in termini di garantire connessioni stabili e veloci, e speriamo che naturalmente nel corso dei prossimi mesi tutta la questione della banda ultralarga possa finalmente risolversi. Questo è quello che stiamo vedendo nel corso di questi incontri. Ne abbiamo un altro paio, dopodiché speriamo in tempi brevissimi di restituire a tutti un documento che possa essere oggetto anche di una discussione, perché credo che poi la forza di una regione come la nostra sia quella di elaborare un documento dove poi la più parte si riconosca e si possa arrivare a una definizione di agenda digitale 2025 che abbia degli obiettivi alti. Nel nuovo POR ci sono anche delle aspettative importanti, insomma c'è il supercomputing. Speriamo che una regione come la nostra possa ambire a ospitare una qualità del calcolo del dato che dia la possibilità a una serie di soggetti, in primis tutto il mondo universitario, di utilizzare questo tipo di strumenti, e quindi accompagnare una visione di alto livello a quella del quotidiano. Il quotidiano è, ad esempio, e cercheremo di farlo nel corso dei prossimi mesi, in una sempre maggiore interazione tra quella che è l'attività dell'assessorato all'innovazione digitale e tutto quello che è il mondo della sanità, quindi di Azienda Zero, di quell'aspetto legato anche al fascicolo elettronico sanitario, di integrare questi due prodotti cercando di dare degli strumenti ai cittadini veneti sempre più semplici. Il sogno di un'app che possa trovare in un'unica app una declinazione di quelle che sono le offerte della regione del Veneto, che va dall'eccellenza sanitaria all'eccellenza turistica, potrebbe essere un bel obiettivo da portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Grazie. Grazie all'assessore Calzavara, che ha chiuso il suo intervento già rilanciando su alcune azioni specifiche della nuova agenda digitale, supercalcolo, app unica e quant'altro. Entriamo adesso nel vivo della giornata con un intervento un po' più tecnico, ma sicuramente estremamente interessante: le attuali progettualità e le prospettive future del digitale per la sanità e i servizi sociali. Lascio la parola all'ingegner Giobelli, che è qui con noi, per il suo intervento, e poi mi sembra che sia anche un intervento da remoto dell'ingegner Zanardini. A te, Luca. Sì, pronto, grazie. Ringrazio veramente gli interventi precedenti degli assessori, che hanno fatto una panoramica molto precisa, completa, anche di quelle che sono le sfide che ci aspettano nel prossimo futuro. Sono sfide importanti, sono sfide su cui saremo misurati, tutta Italia sarà misurata, perché chiaramente con il piano, il PNRR, che è alle porte, sarà uno strumento che ci aiuterà a fare tante cose, ma dovremo sfruttarlo bene, perché il rischio di non centrare gli obiettivi c'è, e questo sarebbe gravissimo. Volevo spiegarvi oggi quelle che sono le modalità con cui cerchiamo di portare avanti la progettualità regionale dell'informatizzazione. Progettualità, va bene, la scaletta che ci dividiamo io e l'ingegner Zanardini, che parlerà dopo di me,
Arsenal prevede la standardizzazione dei processi, dei dati e delle applicazioni, l'uniformazione delle strutture tramite iniziative regionali. Faremo un case study sul nuovo sistema informativo regionale che stiamo attivando e poi parleremo delle modalità con cui approcciamo i servizi per i cittadini e per gli operatori e con quali sono gli approcci con cui cerchiamo di portare avanti questa progettualità. In merito alla standardizzazione la intendiamo sia partendo dai processi organizzativi, che sono la cosa più importante. Si vuole individuare le best practice regionali in termini di efficienza, completezza, sicurezza e qualità del dato. L'obiettivo è poter definire e misurare dei KPI di processo in modo da poter governare l'evoluzione l'evoluzione che avremo e poter trovare prontamente strade per continuare a puntare al miglioramento. Uno degli obiettivi chiari e importanti è la riduzione del rischio clinico, un miglioramento continuo dell'efficacia clinica e per questo attiviamo, l'idea è di attivare, già stiamo facendolo, gruppi di lavoro multidisciplinare che è una tematica su cui la Regione da tempo ha iniziato e che si vuole supportare anche con la tecnologia al meglio. Finora è stato fatto in maniera un po' ogni azienda come è riuscita, si vuole portare a sistema una modalità di lavoro che porterà sicuramente benefici ai pazienti. Fondamentale nella standardizzazione dei processi è anche si ha come obiettivo anche l'empowerment dell'utente, che sempre di più prenderà coscienza del suo ruolo e sarà parte attiva e propositiva. Verranno coinvolte le eccellenze clinico-organizzative, è fondamentale tenere presente questo per puntare sempre al meglio. Obiettivo è la razionalizzazione degli investimenti e la trasparenza e la condivisione in termini anche operativi, perché se i processi sono uguali in tutta la regione sempre più facile sarà l'approccio dell'operatore, che cambiando azienda si troverà prontamente a suo agio nel portare avanti l'attività. In merito alla standardizzazione del dato è un ulteriore argomento su cui stiamo lavorando veramente in maniera importante, partendo dalla definizione dei dataset sulle varie attività, documentazioni che si portano avanti. Quindi nel momento in cui finora il dato è sempre stato inteso quasi come un documento, bisogna andare avanti, bisogna strutturare il dato per poterlo consumare dove è necessario e quindi per poter usufruire al massimo dei benefici di questa cosa. Standardizzare il dato ci consentirà un maggiore controllo e governo del sistema sanitario regionale. Ci consentirà di abilitare le nuove tecnologie di cui si parlava anche prima, in prima battuta l'intelligenza artificiale con tutte le sue articolazioni. Avere una centralità e uniformazione del dato ci abilita quello che si parlava anche prima, la gestione dei big data, che anche questo consentirà di, oltre ad abilitare l'utilizzo di nuove tecnologie, anche la possibilità di
gestire in maniera molto più efficiente quella che è la ricerca che finora forse non siamo riusciti in maniera importante a livello regionale a dare una mano nel promuoverla. Non siamo riusciti perché è stata sempre messa in primo piano l'esigenza dell'operatività. Però ci siamo resi conto che questa operatività è sicuramente al primo piano, ma altrettanto importante è la ricerca e quindi tutta l'attenzione che abbiamo nel portare avanti l'attuale progettualità è finalizzata anche a questo. Avere i dati strutturati e organizzati in maniera uniforme ci consentirà di supportare meglio le decisioni e anche questo condividere questi dati tra le organizzazioni. Infine la standardizzazione è legata alle applicazioni, quindi sempre di più abbiamo intenzione di creare una rete tra i servizi dei sistemi informativi delle aziende, quindi tra le aziende, per condividere i processi di acquisizione e tentare un'uniformazione anche a livello applicativo. Abbiamo una componente importante che è quella del fascicolo sanitario, che lo vediamo come collettore dei dati ma anche orchestratore dei processi. Lo vedremo dopo. Con l'uniformazione delle applicazioni sicuramente è obiettivo la razionalizzazione degli investimenti e la centralità della user experience dell'utente. Sono applicazioni che quando vengono progettate bene, vengono progettate nativamente integrate in tutte le applicazioni regionali e quindi con dei vantaggi sicuri in termini di efficienza nella definizione dei processi. Da ultimo, molta attenzione stiamo facendo anche nel garantire il phase in, phase out, ovvero la possibilità in maniera semplice di sostituire un applicativo nel momento in cui questo applicativo diventa obsoleto o banalmente scade la gara, va fatta una nuova gara e subentra un nuovo applicativo. Quindi il fatto di gestire i dati in maniera standardizzata, in maniera centralizzata e ci darà una mano importante nel semplificare queste fasi di phase in, phase out. Un accenno al case study del nuovo sistema informativo ospedaliero. Si tratta di una piattaforma regionale integrata che stiamo attivando in tutta la regione con dei processi di attivazione che coinvolgono organizzativamente in maniera molto importante tutte le aziende sanitarie e che prevedono la messa a disposizione di funzionalità di natura amministrativa, diagnostica, clinica, con la finalità di costruire i percorsi di cura dell'assistito in maniera uniforme e condivisi e nel rispetto delle normative regionali e nazionali. Il presupposto è il cloud, perché questa è una nuova sfida che ci riuscirà anche ad aiutare nell'evolvere in maniera flessibile e nel garantire maggiore sicurezza dei dati. Come dicevamo prima, prevede la messa a sistema delle best practice sanitarie e l'omogeneizzazione delle organizzazioni. Le finalità
sono uniformare le metodologie operative in uso, standardizzare le procedure, centralizzare i dati, le informazioni, e l'obiettivo strategico è ridisegnare il ridisegno strutturale organizzativo del sistema sanitario regionale. Ci attendiamo, sì, si tratta di un appalto che abbiamo aggiudicato e ha avuto qualche rallentamento nell'ambito della pandemia e stiamo riprendendo adesso, malgrado la pandemia, perché comunque non possiamo dire che è finita, però ci crediamo molto come strumento per aiutare le aziende, quindi stiamo forzando nel procedere a sprombattuto con le 1000 difficoltà che potete immaginare. Benefici per le aziende sanitarie sono coadiuvare il personale medico delle professioni sanitarie e tecnico nel portare avanti le proprie attività, disporre in tempo reale di tutte le informazioni cliniche necessarie da parte degli operatori, ma anche da parte dell'assistito, per quanto di competenza, ridurre le duplicazioni e gli errori e quindi anche efficientare l'operatività da questo punto di vista, migliorare l'efficienza delle cure favorendo la continuità assistenziale e l'integrazione dei servizi sociosanitari. Ecco qua il concetto che i processi bisogna vederli dove nascono a livello ospedaliero, ma continuano fino anche successivamente, anche una volta il paziente è uscito dall'ospedale in certi casi. Benefici a livello di sistema è quella di armonizzare e uniformare i processi organizzativi, supportare il monitoraggio dei livelli di assistenza, dei LEA, favorire il controllo della spesa sanitaria attraverso il monitoraggio della domanda delle risorse sanitarie, attuare un processo di miglioramento continuo della qualità del dato, e questo porta ai benefici di cui si parlava, la dematerializzazione di tutti gli output. Oggi è ancora difficile arrivare alla dematerializzazione della cartella clinica, per capirsi, quindi mentre per il singolo referto è più facile, e ci siamo, per la cartella clinica, per fare un esempio più complesso, è una sfida importante che ci aiuterà a gestire in maniera molto più efficiente diversi processi. Promuovere trasparenza, informazione, accessibilità ai servizi, rafforzare la governance e non da ultimo, forse l'abbiamo citata poco, anche se negli interventi precedenti è stata giustamente portata all'attenzione, la privacy e la sicurezza del dato. Siamo quasi arrivati alla conclusione. Sì, okay. Forse velocissimamente, lo strumento di aggregazione dei processi è quell'elemento centrale che vedete nella slide, dove viene rappresentato quello che è quelli che sono dei noccioli fondamentali in tutta la progettualità, tra cui anche il SIO. Ovvero lo chiamiamo fascicolo sanitario elettronico esteso, dove abbiamo i documenti che storicamente compongono il fascicolo sanitario, ma abbiamo i dati, abbiamo la gestione della sicurezza e della privacy e abbiamo un concetto di orchestrazione dei processi che consente di completare, seguire il processo in strutture sanitarie e non fino al completamento, quindi anche in diverse strutture sanitarie, vedi il teleconsulto, ma il collegamento con la medicina di base, con la parte territoriale. Direi che Perfetto. Lascerei la parola all'ingegner Zanardini. Passiamo la parola all'ingegner Zanardini chiedendo di provare a limitare, so che è un'operazione non facile, ma recuperare qualche minuto. Ciao Mauro, a te. Sì, cercherò di essere velocissimo. Ok. Un secondo che condivido il mio schermo.
che non mi lascia condividere lo schermo. Ma forse te lo può. Quindi non so se potete continuare voi la proiezione perché viene bloccata la condivisione, forse per la registrazione in corso. Proiettiamo noi. Va bene? Ok, perfetto. Allora io mi riallaccerò a quello che sostanzialmente è già stato detto negli interventi precedenti. Avete capito che sostanzialmente già da parecchi anni il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento nevralgico all'interno dei processi di digitalizzazione che sono stati previsti per il sistema informativo regionale. Già a partire dal 2015, come ha giustamente anticipato l'assessore Lanzarin, ci siamo posti il problema di dire a questo punto abbiamo realizzato uno strumento che ha delle fortissime potenzialità. Come possiamo garantire che questo strumento poi vada incontro a quelle che sono le reali esigenze e come possa essere strumento di facilitazione e avvicinamento della struttura sanitaria a quelli che sono poi gli utilizzatori reali di quelli che sono i servizi offerti dalla sanità. E proprio a partire dal 2015 abbiamo creato quello che è il mondo e l'ecosistema dei servizi sanità chilometro zero, che cercava proprio di andare incontro a questa esigenza, quindi raccogliere quelle che erano le effettive esigenze di semplificazione, di avvicinamento del sistema informativo regionale alle esigenze di cittadini ed operatori, con l'obiettivo di andare verso un design di un servizio che fosse partecipato da parte di tutti quelli che sono gli stakeholder dei processi. L'approccio che è stato utilizzato è un approccio user-centered, quindi abbiamo cercato di calare all'interno del processo di design del servizio quella che è la normale metodologia che viene adottata nel momento in cui si cerca di produrre un servizio che sia veramente partecipato dall'utilizzatore finale. Quindi partendo dall'esplorazione di quelli che sono bisogni, fabbisogni, aspettative, l'ambiente, il comportamento, le abitudini, si è arrivati poi alla definizione strategica di quelli che potevano essere i target, gli scenari di interesse per la realizzazione di questi servizi. Si sono andati a prototipare, ideare quelle che potevano essere delle prime soluzioni che andavano incontro a questi due target iniziali e poi si è passati alla procedura di testing sul campo di quelle che potevano essere queste soluzioni, di questi prototipi, con l'obiettivo di metterli in gioco, cioè di mettere in gioco queste possibili soluzioni e continuare questo continuo ciclo di revisione del servizio e di efficientamento delle procedure con l'ottica di andare verso il servizio ideale per l'utente, per le organizzazioni e per tutti gli stakeholder dei progetti. Come abbiamo calato questo processo all'interno della nostra realtà regionale? Già a partire dal 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale che comprendeva più di 100 persone, considerati un po' gli esperti di tutti i settori che erano coinvolti all'interno del sistema informativo regionale, e a partire da questi 100 esperti che hanno delineato quelle che potevano essere linee strategiche, è nato poi quello che è diventato il Club Innovatori Sanità Chilometro Zero, ovvero una community che ad oggi conta più di 5.000 persone volontari che sostanzialmente partecipano in modo attivo alla progettazione dei servizi. Quindi rispondono a quelli che sono i requisiti di stimolazione delle nuove iniziative, quindi propongono nuove iniziative, nuovi servizi per quanto riguarda le principali funzionalità che sono messe a disposizione all'interno degli strumenti digitali che sono stati erogati. Partecipano a quelli che sono focus group e workshop che sono finalizzati alla definizione dei perimetri funzionali di questi nuovi servizi e diventano anche i primi tester delle nuove soluzioni, quindi diventano i nostri beta tester nel momento in cui viene realizzato un primo prototipo che possa essere dato in utilizzo all'utenza finale.
Cosa ha portato tutto questo? Ha portato alla realizzazione di 3 oggetti, e descriveremo brevemente all'interno di queste 3 successive slide. Il primo è quello più storico, è l'app Sanità Chilometro Zero Ricette, ovvero uno strumento che cercava di porsi come obiettivo la totale dematerializzazione del processo di gestione del ciclo prescrittivo dell'utente. Quindi nasce come l'oggetto che finalmente permette di rimuovere la carta dal processo di gestione della richiesta erogazione farmaco con medico di medicina generale e farmacia, e poi si arricchisce di una serie di funzionalità richieste dall'utenza, quindi aggiunge il percorso di gestione della ricetta anche specialistica, quindi dematerializzato anche di prescrizione di visite, esami e prenotazione degli stessi, e chiaramente inizia a diventare anche strumento di supporto durante il periodo pandemico, mettendo a disposizione della cittadinanza certificato vaccinale e Green Pass. Questo perché? Perché all'inizio della pandemia era uno strumento già molto diffuso, cioè parliamo di quasi 1,5 milioni di utenti in totale che utilizzano questa applicazione, quindi era uno strumento già a disposizione e che poteva fornire una canalità privilegiata per andare a comunicare con l'utenza. Quindi il fatto di aver percorso questa via di coprogettazione ci ha permesso di infilare nelle tasche delle persone uno strumento che potesse essere utile anche in uno stato di emergenza e in uno stato in cui era necessario dare delle risposte pronte in tempi brevi e in modo molto flessibile e molto dinamico. Il secondo strumento sul quale abbiamo lavorato è quella che è chiamato Sanità Chilometro Zero Fascicolo, ovvero un oggetto portale web che sostanzialmente cerca di andare a fornire una nuova canalità per quelle che sono le funzionalità simili offerte dalla app, ma in più aggiunge la possibilità di accedere a tutta la storia clinica dell'utente che è disponibile all'interno del fascicolo sanitario elettronico. Anche su questo fronte chiaramente la necessità principale era quella di far fronte a esigenze di utenti diversi, quindi mi ricollego ai temi principali che avete toccato in precedenza, quindi la cultura digitale, le canalità, l'accessibilità del servizio. Non tutti gli utenti ad oggi sono ancora affini nell'utilizzo dei dispositivi mobile, quindi il fatto di andare a coprire una sovrapposizione di funzionalità con 2 canalità diverse è stata una necessità anche per andare incontro alle esigenze degli utenti. Chiaramente 2 canalità diverse offrono anche funzionalità diverse perché chiaramente vengono fruite in modo radicalmente diverso. Ad oggi all'interno del portale quindi noi riusciamo a vedere quella che è la storia clinica, come detto in precedenza, anche qui certificato vaccinale Green Pass, e abbiamo da ormai una settimana la disponibilità di gestire prenotazioni delle ricette specialistiche su tutto il territorio regionale. Quindi anche questa nuova funzionalità è una delle funzionalità che sono state introdotte all'interno del portale proprio per far fronte alle esigenze degli utenti che non potevano utilizzare uno strumento mobile per questa funzionalità. L'ultimo strumento che volevo solo citare è lo strumento Sanità Chilometro Zero Visualizzatore. Si tratta sostanzialmente del primo tentativo che abbiamo fatto di andare ad aggredire quelle che erano le aspettative degli utenti sanitari nei confronti del fascicolo sanitario elettronico, cercando di fornire una soluzione mobile e web che garantisse la possibilità di accedere alla storia clinica dell'utente prodotta su tutto il territorio regionale, anche e soprattutto per far fronte alla fase di transizione in cui ci troviamo. Ci troviamo, come giustamente detto dall'ingegner Giobelli, in una fase di transizione nella quale è in avvio il grosso progetto che porterà a sostituire i sistemi informativi ospedalieri di tutte le aziende sanitarie del Veneto, e questo oggetto ha fornito un backup di funzionalità in questa fase di transizione per garantire comunque l'accessibilità a quella che era la storia clinica dell'utente presente nel fascicolo sanitario elettronico. Le ultime 2 slide rappresentano solo un test, nel senso che abbiamo provato a misurare quello che è stato lo stress test della pandemia all'interno dei nostri strumenti, e quello che ne è uscito è un buon risultato, nel senso che se
questo strumento coprogettato e definito sulla base delle esigenze degli utenti fosse stato realizzato in un modo non coerente con le aspettative dell'utenza, ci saremmo aspettati che nel momento della pandemia l'utilizzo sarebbe stato negativo o comunque un peggioramento della qualità dell'erogazione di questo servizio rispetto alle aspettative dell'utente. E invece è stato esattamente l'opposto. Se guardiamo le timeline di utilizzo di questa soluzione durante il periodo pandemico, vediamo una fortissima accelerata durante il primo lockdown, una seconda accelerata durante il secondo periodo in cui la pandemia si è fatta sentire soprattutto nel territorio veneto e poi un'ulteriore accelerata nel momento in cui sono state messe a disposizione ulteriori funzionalità che permettevano all'utenza di svincolarsi dai canali analogici che aveva a disposizione. Grazie all'ingegner Zanardini. Allora, mi dicono che c'è stato qualche problema tecnico, per cui le slide le metteremo a disposizione sul portale dell'Agenda Digitale del Veneto, perché quello che hai detto era estremamente interessante, ma purtroppo non siamo riusciti a vedere nel dettaglio anche gli ultimi 2 grafici su quello che tu hai chiamato stress test. Quindi grazie del tuo intervento. Passerei adesso la parola a Marco Maria Pedrazzo, che ci aiuterà un po' a capire come costruiremo e come dovrebbero essere i nuovi servizi digitali nel mondo della sanità sociale, ma in generale nel mondo della pubblica amministrazione. Lo vedo già collegato. Buongiorno a tutti. Marco. Hola. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare per l'opportunità di essere qui oggi e ringraziare l'ingegner Giobelli e Zanardini per quello che hanno mostrato prima di me. Devo dire che sono abbastanza emozionato nel parlare qui davanti a voi oggi, perché fondamentalmente raccontare di approcci ecosistemici e portare l'utente al centro della progettazione quando si parla di un evento di sanità e Regione Veneto è un po' come cercare di vendere il ghiaccio agli eschimesi, e l'abbiamo visto dagli interventi precedenti. Tuttavia cercherò di darvi un pochettino di contesto di quelle che sono le iniziative a livello nazionale per cercare di insomma, aiutare e fluidificare questo processo di digitalizzazione, di trasformazione digitale. Partiremo fondamentalmente da un minimo di contesto di qual è l'ecosistema della pubblica amministrazione, della progettazione della pubblica amministrazione italiana, per poi scendere un pochettino a quello che è il mio lavoro quotidiano. Innanzitutto mi presento, sono l'Head of Design, che è il responsabile del gruppo di progettazione del Dipartimento di Trasformazione Digitale. Per chi non lo conoscesse brevemente, il Dipartimento è quella struttura centrale che si occupa di promozione e coordinamento delle azioni del governo legate appunto alla trasformazione. È un dipartimento tecnico che è in dote al Ministero della Trasformazione Digitale. I progetti che seguiamo sono i più svariati, dall'identità digitale all'APIO, ai sistemi di pagamenti, che insomma coinvolgono tutta una serie di professionalità diverse tra di loro. Parliamo di sviluppatori, parliamo di designer, parliamo del mondo legal, parliamo del mondo della comunicazione. In particolare queste iniziative, per quanto siano tantissime, per quanto possano sembrare tra di loro qualche volta in qualche modo sovrapposte, si fondano su una serie di impianti normativi che sono molto strutturati e vanno in qualche modo in concerto e vanno a rafforzarsi uno con l'altro. Ne cito solo alcuni perché insomma sono sicuro che voi siete molto più esperti di me della materia. Sicuramente il Single Digital Gateway e l'e-Government Benchmark a livello europeo sono tra i 2 più forti indirizzi che in questo momento abbiamo. C'è il codice dell'amministrazione italiana che va a normare il mondo di quello che dovrebbe essere il digitale. C'è il piano triennale, ma insomma quest'anno in particolare forse quello che più è diventato agente di trasformazione sicuramente tutto il mondo legato al PNRR. E in particolare il Dipartimento va a insistere su asse 1, missione 1, componente 1, e
cioè digitalizzazione e innovazione all'interno del mondo della pubblica amministrazione. Cosa significa all'atto pratico ragionare un ecosistema di servizi digitali? Significa riscontrare un fatto fondamentale che non possiamo nasconderci, e cioè che sebbene i nostri servizi a livello nazionale siano molto completi, addirittura 2 punti sopra la media UE dall'ultimo rapporto DESI che viene stilato a livello europeo, ad oggi i nostri utenti, i nostri cittadini che concludono completamente una qualsiasi tipo di transazione con la pubblica amministrazione sono molto al di sotto della media europea. Questo è perché, insomma, storicamente ci troviamo ad operare in un contesto che è molto frammentato, 22.000 amministrazioni che non rappresentano un continente stato, rappresentano un arcipelago di tante piccole realtà sul territorio, e questo chiaramente va a riflettersi sull'esperienza che il cittadino si trova di fronte, col risultato che molto spesso ci si trova di fronte a un contesto che è disomogeneo, frammentato, poco equo e spesso anche poco inclusivo nei confronti delle fasce deboli. Ecco, lavorare su un approccio centrato sull'utente, che è quello in cui secondo me sì, la sanità nella Regione Veneto si è distinta negli anni, specialmente su tutto il tema del fascicolo sanitario, significa sostanzialmente favorire la transizione digitale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione da una parte del cittadino, ma anche e soprattutto di tutti quei funzionari che sono impegnati nel day by day all'interno delle strutture territoriali, e come tali hanno una conoscenza del problema che è molto più vicina a quelle che sono le esigenze particolari del cittadino. Ora, questo approccio di design nel settore pubblico aiuta a invertire il punto di vista, no? Partendo da quello che molto spesso è stato istituzione centrico a ragionare in un'ottica cittadino-centrica. Faccio un brevissimo allineamento su che cos'è e cosa non è il design. Di nuovo, perdonatemi se probabilmente sto cercando di vendere ghiaccio agli eschimesi. Come termine di uso comune, di solito design apre lo scenario a tutto quel mondo di progettazione di oggetti di uso comune, e se vogliamo anche a tutto il mondo del mobile e della moda milanese. Chiaramente è un termine un po' fuorviante, probabilmente la definizione più accurata è quella che diede Herbert Simon, che è un famoso economista, nonché uno dei padri scusate, uno dei padri fondatori della computer science, e cioè il design è quella disciplina che si occupa di come le cose dovrebbero o potrebbero essere, in contrapposizione invece con la scienza che si occupa di come le cose sono. Quindi il primo punto che vorrei portare a casa è che il design non è disegnare. In inglese addirittura il verbo to design è l'astrazione completa del termine progettare in senso più ampio. E nel nostro contesto ragionare con un'ottica e con un occhio al design significa stare molto lontani dalla digitizzazione, che oltre a essere una parola orribile è semplicemente una conversione di dati e informazioni da analogica a digitale, e invece parlare di digitalizzazione vera, cioè il processo di ristrutturazione di processi supportati dal digitale. Fondamentalmente siamo nel campo alto ogni qualvolta quello che il servizio che sviluppiamo non potrebbe esistere senza il digitale. Non è una semplice replica in bit di qualcosa che esiste nello spazio fisico. E quindi arriviamo a che cos'è il design per noi. È un pochettino il processo di comprensione del possibile, che come diceva prima Zambonini è fatto di fasi cicliche, che partono dall'organizzazione del processo di progettazione e attraversano delle fasi di comprensione del problema, di progettazione di una soluzione, di realizzazione di manufatti o artefatti qualsivoglia, che vengono poi validati con l'utente.
Fino a pochi anni fa non esistevano queste competenze nelle pubbliche amministrazioni italiane, perché il primo team di trasformazione digitale è nato come struttura commissariale straordinaria nel 2016, e queste competenze però mano a mano vanno a strutturarsi tanto al centro quanto sugli enti locali, e parliamo di ricercatori, di progettisti di servizio, progettisti di contenuti, designer delle interazioni. Questo processo di trasformazione probabilmente darà i suoi frutti in maniera sempre più progressiva, perché porta con sé una serie di aspetti legati al cambiamento che hanno un potenziale di trasformazione molto molto alto, e cioè guardare in maniera sistemica il problema, considerando gli elementi preesistenti. E qui lo ribadisco, specialmente per chi come me lavora in una struttura centrale, vuol dire andare a guardare al territorio, a chi questi problemi li ha già affrontati nel pratico. Un approccio utente centrico, quindi mettere al centro il cittadino e l'operatore pubblico di tutti i servizi che vengono progettati. Un approccio partecipato, quindi che va a coinvolgere tutti gli stakeholder all'interno della progettazione e non presenta più uno strumento come già insomma, finalizzato top down. Un approccio aperto che quindi cerca di riutilizzare in prima battuta e di rimettere a disposizione per poter essere riusate risorse, esperienze, fino ai pezzi di codice vero e proprio. Un approccio iterativo, e quindi che mira a misurare i risultati e ad andare per innescare delle dinamiche di miglioramento continuo. E che cosa ne viene a chi lavora sul territorio? Beh, sicuramente mettere al centro l'utente significa avere un'occasione ottima per snellire procedure e processi, perché appunto non parliamo di digitizzazione ma di digitalizzazione. Significa andare a aumentare la qualità dei risultati, soprattutto per chi ha meno risorse. Poi vediamo come nel pratico cerchiamo di fare questo. E significa mettere al centro, significa anche che mettere al centro il cittadino di un processo non può non passare dal coinvolgimento e del supporto delle pubbliche amministrazioni sul territorio. Per cui a livello nazionale, per darvi un minimo inquadramento di dove siamo locati, insomma c'è un ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che ha indotto un dipartimento tecnico, ad oggi una struttura di un'ottantina di persone, ma probabilmente a breve sarà più una struttura di 200 persone, che in particolare segue tutti i progetti di cui vi elencavo prima, ma ha insomma come cavalieri di questo supporto alla progettazione Designers Italia e Developers Italia. Oggi vi racconto i designer per brevità, ma sono sicuro che vi potremo dare riferimenti utili anche sulla parte più legata al software. Designers Italia che cosa fa? Ha come missione quello di diffondere la cultura della progettazione della pubblica amministrazione, e lo fa con due famiglie di strumenti. Il primo è quello di community. Designers Italia vuole essere un anello di congiunzione tra PA, fornitori e cittadini. Dall'altra mette a disposizione proprio degli strumenti pratici che spero vi siano di supporto, e su cui sicuramente siamo sempre molto aperti a ricevere feedback e a evolverli insieme a chi poi nel pratico li spende. Per quanto riguarda la community, è una community molto variegata. Quello che cerchiamo di fare è il cosiddetto empowerment, cioè rafforzare la capacità operativa di chiunque viene coinvolto all'interno di progettazione nel pubblico. Per cui andiamo dalle pubbliche amministrazioni, che siano locali o centrali, alle in-house, ai fornitori delle pubbliche amministrazioni come abilitatore chiave, ai singoli professionisti e studenti che vogliono contribuire, ai cittadini che usano i servizi pubblici e come tali sono i più titolati a dare dei feedback su quello che viene sviluppato, e ovviamente a tutto il mondo degli operatori pubblici come utenti principe. Il modo in cui restiamo in contatto con la community è molto variegato. Vi daremo sicuramente gli estremi, ma il sito di Designers Italia è dove viene raccolta il grosso dell'iniziativa. Abbiamo un blog su cui sicuramente vengono raccontate dei case studies, delle success stories
che possono essere di aiuto, ma su cui ciclicamente chiediamo contributi di persone che usano questo tipo di approccio e che mostrano e che siano un pochettino da faro e da guida per chi hanno intorno, fino ad arrivare a canali insomma chiamiamoli più tecnici, per cui c'è uno Slack in cui è possibile leggere, contribuire e chiedere domande e fare domande a una community che è lì per aiutare e rispondere, e c'è un forum in cui invece a livello un pochettino più alto, istituzionale, vengono pubblicate documenti e linee guida in consultazione su cui chiunque si registri può proporre modifiche, addizioni, sottrazioni per rendere i documenti definitivi, che sono poi da linee guida per la progettazione su scala nazionale, dei documenti migliori. Passiamo invece alla parte di strumenti un pochettino più pratici. Forniamo delle guide pratiche. Per chi di voi ha già lavorato nel campo, in questo momento siamo in una fase transitoria in cui le linee guida di design per i servizi digitali della pubblica amministrazione stanno andando in obsolescenza a favore di una nuova linea guida Agid, che rimanda a degli aspetti più tecnici di guide pratiche. Per cui nel giro di poco troverete riflessa sia sul sito di Agid che sul sito di Designers Italia questa struttura di un indirizzo normativo rinnovato per quanto riguarda le linee guida del design di siti internet e servizi digitali, supportato invece da diciamo, documenti più tecnici e più pratici che mirano a scomporre tutti i vari pezzetti della progettazione digitale, fornendo indicazioni, buone pratiche, riferimenti di che cosa è opportuno fare, che cosa è meno opportuno fare. Queste guide pratiche rimandano poi a dei veri e propri design kit, che sono l'altro strumento di cui vi voglio parlare. Marco, sì. Hai ancora un paio di minuti. Sì, ho quasi finito. Sì, ho quasi finito. Ottimo. A livello, queste linee guida rimandano poi a dei kit pratici che sono frutto di questo approccio, cioè man mano che ci troviamo a progettare qualcosa poi lo rimettiamo a disposizione e raccogliamo anche i contributi dal territorio per rimettere a disposizione strumenti. Sono kit metodologici che aiutano a svolgere il processo nelle diverse fasi del comprendere, organizzare, progettare, realizzare. E ci sono addirittura dei kit invece che sono molto più operativi, per cui siamo in fase di rinnovamento di tutti i kit di front-end, dei kit Bootstrap Italia, di React, per cui anche veri e propri pezzi di codice riutilizzabili che fungono da guida e da scorciatoia per risparmiare tempo e denaro nella progettazione dei servizi pubblici. In ultimo, i modelli su cui in parte siamo già diciamo sul mercato dell'e-government, ma da un'altra parte siamo in fase di ragionamento di quali potrebbero essere i prossimi passi. Sono modelli che raccolgono tutti questi ragionamenti in costruzioni diciamo preassemblate, premontate, pronto uso per la pubblica amministrazione. Ad oggi abbiamo un modello per i comuni che contiene una architettura dell'informazione standardizzata e tutta una serie di elementi già responsive, già valutati in funzione dell'accessibilità, che permettono di risparmiare insomma un discreto tempo, così come esiste un modello per le scuole e stiamo valutando anche un modello invece più dedicato al mondo della sanità. Con questo mi taccio, insomma, il messaggio che volevo portare a casa era un pochettino questo. Il centro si adopera per rendere queste pratiche di progettazione a livello ecosistemica il più facili possibili, e per farlo ha anche bisogno di contributi di PA locali virtuose come in questo caso.
Grazie Marco, e anche perché spesso queste cose molto interessanti, che come tu hai chiamato il centro piuttosto che diciamo il livello governativo, sono poco conosciute a livello locale, quindi per noi è stata anche un'occasione per raccontarle, presentarle a un pubblico più esteso, perché magari in regione già usiamo alcuni dei tuoi kit, alcuni dei tuoi strumenti, ma sicuramente molti comuni, molti enti del nostro territorio non li conoscono così nel dettaglio, quindi grazie ancora. Con te finisce la prima parte della nostra giornata, inizia adesso il laboratorio di co-design. Permettetemi quindi di ringraziare fin da subito i 3 moderatori che gentilmente ci condurranno nella prossima ora. Sono le 11:50, ci rivediamo in plenaria alle 12:45. Quindi avete già nella chat il link dei 3 tavoli che verranno aperti. Il primo tavolo, servizi digitali per il cittadino, fascicolo sanitario e sanità chilometro zero, moderato da Roberta Panini del Consorzio Arsenal. Il tavolo numero 2, ripensare l'assistenza domiciliare con la telemedicina, moderato dal dottor Pierangelo Spano della UL7 Pedemontana. E il tavolo numero 3, come attuare il fascicolo sociale digitale, moderato da Marcello Missaggio del Comune di Treviso. Grazie veramente ai 3 moderatori che vi aiuteranno, stimoleranno l'interazione in questi 3 tavoli. Avete più o meno 50 minuti, alle 12:45 ci ritroviamo qua con la presentazione dei 3 tavoli per poi chiudere anche questo incontro di oggi. Quindi buon lavoro a tutti e buon lavoro ai 3 tavoli soprattutto. Ben ritrovati e saluto a tutti. Siamo qui nella terza parte di questa mattinata del 7° appuntamento verso la nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi ci occupiamo di sanità e digitale. Iniziamo la terza parte con la restituzione dei lavori dei 3 tavoli. Prima di iniziare a passare la parola ai 3 facilitatori, che ringrazio ancora, vi somministriamo un breve questionario in cui vi invitiamo a rispondere, che sono una serie di domande che riguardano l'impostazione complessiva dell'agenda digitale su tematiche trasversali e che ci permetteranno anche da questo punto di vista di finalizzare al meglio il nostro lavoro. Vedo già collegata Roberta Panini, che era il moderatore facilitatore del primo tavolo, servizi digitali per il cittadino, fascicolo sanitario e sanità chilometro zero. Intanto grazie a Roberta per aver aderito a questa nostra iniziativa e per aver aderito e aver contribuito con la tua moderazione. Come è andato il tuo tavolo? Che cosa è emerso? Allora, intanto grazie, perché sono stati dati degli spunti anche dai relatori, no, che hanno anticipato i nostri lavori e che ci hanno permesso di ragionare su alcune tematiche. Io vediamo se riesco a condividerti il mio schermo, dimmi se lo vedi, ti faccio vedere direttamente la parte finale del nostro lavoro. Si vede? Vedete lo schermo con tutti i post-it? Vediamo lo schermo con tutti i post-it, modello arcobaleno. Modello arcobaleno, va bene, perfetto. Vado a riassumervelo. Abbiamo ragionato, la nostra challenge un po' è stata come può l'interazione della parte sanitaria e sociale con il terzo settore andare a diminuire il gap che c'è tra gli utenti e la digitalizzazione sotto molti punti di vista. Questo poi è stato un po' un brainstorming, molte idee sono arrivate, vedete,
anche su un altro strumento che abbiamo utilizzato, sono tutti messaggi che sono arrivati dai componenti del gruppo che poi siamo andati a razionalizzare un pochino in questo modello. Li vedete divisi in colonne verticali, no? Questi bigliettini, tra virgolette. Cos'è uscito? Vado a sintetizzare di nuovo, appunto. Nella prima colonna, quella azzurra, è stato detto che sì alla digitalizzazione e all'informazione sul cittadino, ma non è sufficiente, perché molte volte anche chi è dall'altra parte, quindi le istituzioni, i comuni, eccetera, hanno bisogno di aggiornamenti, informazioni, eccetera, essere veramente al passo con quello che è il bisogno del cittadino che viene espresso. Nella colonna, quella gialla, è emersa un bisogno di semplificazione quanto più possibile. È vero che la privacy è molto importante e insomma, sappiamo bene quanto è entrata nelle nostre vite, ma molto spesso va oltre, va sopra quello che è il nostro bisogno di gestione della salute nella nostra pratica quotidiana, quindi uno snellimento di questa parte delle procedure. La parte di colonna rosa, fucsia, è dedicata un pochino alla ricerca, perché abbiamo capito che ci sono molte diversità, il nostro pubblico, in particolare in Veneto, è altamente eterogeneo, il cittadino ha 1 milione di necessità differenti e modelli differenti di vita, quindi con l'aiuto delle associazioni, ed è per questo che l'ho messo in grande, che sembrano comunque essere una tematica che è trasversale un pochino tutto quello che abbiamo visto, con l'aiuto delle associazioni, perché potrebbero avere un contatto diretto col cittadino, più energie, più risorse e tempo da investire, andare a studiare anche i modelli che ci sono di vita, di bisogni sul cittadino, per riuscire a comprendere i bisogni e le necessità in generale in maniera trasversale, non semplicemente per andare a risolvere una singola problematica. L'ultima colonna ha espresso molto, molto chiaramente la necessità che è derivata probabilmente anche dal periodo che abbiamo vissuto, ma non solo, una necessità di essere vicini in maniera particolare ai nostri cari, soprattutto agli anziani. Per la parte sanità e sociale questo è sicuramente fondamentale, ma ci sono ancora degli ostacoli, perché abbiamo visto anche prima la parte di digital divide che potrebbe essere insomma risolta con corsi di formazione, ma non solo. Abbiamo qui per esempio Adotta digitalmente un anziano. Il concetto qual è? Abbiamo delle associazioni che hanno risorse sicuramente e anche delle persone molto digitalmente skillate che potrebbero aiutare gli anziani sia a sostenerli dal punto di vista di utilizzo del digitale, una banca del tempo da mettere a disposizione delle persone, ma anche andare a fare un empowerment, no, sugli anziani, insegnarli ad essere un pochino più autonomi nell'uso degli strumenti. Un altro tassello che è venuto fuori è quello del rapporto con i medici curanti, perché sono sicuramente una figura fondamentale sul nostro territorio e nella salute, e sono talmente diffusi sul territorio, abbiamo un rapporto talmente stretto che è un peccato che vengano relegati a determinati ambiti. Anche loro, come le associazioni, potrebbero essere un tramite per molte altre cose. Questo è un pochino dal nostro tavolo. Spero di avervi dato degli spunti, insomma, e che andremo poi a sviluppare in futuro. Direi di sì, Roberta, spunti molto interessanti, dall'ultimo sul ruolo dei mezzi di medicina generale nei processi di supporto e di diffusione dei servizi digitali, ma anche quello degli anziani, banca del tempo, modalità di empowerment, mi sembrano tutti temi estremamente interessi. Mi sembra di emergere che dal tuo tavolo emerga chiaramente ancora una volta come il digitale è uno strumento, sono strumenti a disposizione, ma bisogna affiancare a questi strumenti anche delle capacità soft che riguardano le competenze, ma che riguarda anche l'accompagnamento. Quindi grazie veramente, spunti molto interessanti. Passerei la parola adesso al dottor Pierangelo Spano, che aveva il tavolo numero 2, ripensare l'assistenza domiciliare con la telemedicina. Pierangelo, l'ho visto collegato.
Sì, allora noi ci siamo un po' strutturati attraverso un questionario in modo da poter mettere a fuoco le opinioni e quello che è il percepito di un tema che appunto è molto ampio e per questo abbiamo anche un po' ridotto a quello che è l'approccio all'interno delle cure domiciliari fatte con l'assistenza domiciliare integrata, che è oggi l'attività che ha contenuti clinici e che di più si presta anche a un supporto attraverso la tecnologia e la telemedicina. Come vi scorro velocemente, siamo passati da una prima domanda proprio sui target e quindi distinguendo quello che può essere un approccio della medicina nelle cure a domicilio per il paziente cronico, distinto dal paziente post-acuto e da quello che invece può essere un paziente in prevenzione dei fattori di rischio. E come vedete la distribuzione delle nostre risposte non è sempre stata uguale. Mentre sul cronico abbiamo trovato una larga maggioranza di favorevoli, sugli altri target ci siamo distribuiti in maniera più interessante e nel dibattito poi siamo riusciti anche ad argomentare quelle che sono le chiavi di lettura che ci hanno spinto a queste risposte. Perché se da un lato bisogna considerare quelli che sono volumi e tempo con cui questa tecnologia può venire in aiuto alla risoluzione dei bisogni di cura, dall'altro appunto abbiamo commentato come il mercato fuori da noi sta, come dire, spingendo tantissimo su una logica del benessere, del well-being, in cui un contapassi ormai non se lo nega nessuno, un Fitbit al polso ce l'hanno in tanti, e questa logica potrebbe, se governata e dentro una programmazione sanitaria, diventare davvero la porta d'ingresso non di fronte a un bisogno sanitario acclamato, ma rispetto a un proprio approccio alla cura e appunto al benessere, che diventi un fascicolo sanitario elettronico che dura tutta la vita. Allora questo appunto è stata la prima suggestione. Poi da qui siamo mossi su aspetti un po' più, diciamo, di merito, anche rispetto a quello che può fare la tecnologia a domicilio, e quindi ci siamo chiesti quali delle attività oggi tutte possibili, perché appunto la tecnologia sostanzialmente ha un'offerta che è molto ampia e vedete, tra la misurazione di parametri vitali, cosa che ormai è in una quotidianità diffusa, rispetto alla visita specialistica, qui ci siamo anche un po' soffermati perché sapete bene il tema delle visite sospese durante l'emergenza sanitaria e la necessità di recuperarle velocemente ha sollecitato tutte le soluzioni possibili, tra cui anche la telemedicina. Ecco, la nostra opinione, l'opinione uscita dal gruppo, non vede appunto un grande favore perché la scala era da 0 a 5, da poco a molto, e la maggioranza è rimasta piuttosto tiepida sulla possibilità di andare oggi. Questo anche per quegli elementi che venivano già proposti più volte questa mattina, di approccio alla tecnologia e di garanzia di sicurezza nella gestione dei dati. Più diciamo complianti ci siamo dimostrati rispetto alla possibilità di gestire un quadro clinico generale oppure quelle che sono appunto le verifiche di aderenza terapeutica o di aggiornamento del piano assistenziale. Sulla possibilità di andare a un teleconsulto specialistico, quindi usare chi va a domicilio e usarlo come ponte per una consulenza fatta da remoto, vedete che ci siamo messi salomonicamente, sembra quasi una gaussiana, quindi a dimostrazione di come questo è un tema per il quale bisogna proprio trovare anche una condivisione di priorità e di programmazione. Le ultime due questioni e poi chiudo sugli effetti. Allora c'era una domanda abbastanza tranchant sul fatto che ci si aspettasse gli effetti a 12 mesi, declinando anche quelle urgenze del PNRR. Vedete che la maggioranza ha detto sì, ma non è stata totale. Rispetto agli effetti invece siamo stati molto più allineati e coerenti, cioè ci immaginiamo tutti che attraverso questa tecnologia e l'uso delle forme della telemedicina si possa ottenere quello che oggi è l'equazione impossibile, cioè a risorse professionali scarse aumentare la presa in carico delle persone seguite. L'istogramma rosso che dava aumenti sul numero di casi seguiti, sulla professionalizzazione e sulla soddisfazione va letto in maniera coerente con l'istogramma blu che appunto riducendo il numero di accessi degli operatori ci consente di avere questo equilibrio che altrimenti non riusciamo ad avere per scarsità di operatori in questo momento. Tutto questo è diventato poi questa sintesi proprio come pillola da lasciare anche per il lavoro di stesura dell'agenda digitale. Dal nostro punto di vista ci sono due ingredienti perché questo incontro tra telemedicina e assistenza a domicilio possa essere di successo. Il primo
che sfida la definizione di target, nel senso che la telemedicina può fare tantissime cose e non può essere chi produce i dispositivi a decidere chi fa cosa. Ci vuole una programmazione che identifichi il singolo target e quello che può essere il contributo coerente dalla tecnologia. Dall'altra parte, se non arriviamo, come è stato peraltro più volte detto questa mattina, a un'organizzazione di un frame capace di contenere tutto, lo sviluppo, il susseguirsi degli sviluppi di singoli dispositivi piuttosto che di singole piattaforme genererà la Babele. Questa cosa va evitata perché tutti siamo d'accordo che non è una soluzione ottimale, ma appunto è la soluzione che viene proposta se nessuno fa niente, quindi bisogna che nel vincolo temporale che ci danno le risorse del PNRR rientri anche un vincolo temporale organizzativo capace di ricondurci dentro a un sistema che non sia appunto troppo frammentato. Mi fermerei qui ringraziando chi ha partecipato al workshop perché davvero è stato un confronto intrigante. Grazie Pierangelo, mi sembra che con la passione che come anche tu ci hai raccontato, ma anche Roberta, gli spunti sono stati numerosissimi e vi siate anche appassionati al tavolo e quindi questo ci fa doppiamente contenti. Questi due ultimi spunti che tu sollevavi su come il target sia un elemento in realtà non in mano a un mercato generico, ma in mano alla politica che definisce target in base a tali diversi strumenti di telemedicina, di telemonitoraggio, di teleassistenza diversi, mi sembra molto interessante, ma soprattutto l'ultimo come la necessità di trovare un modello sistemico in grado di tenere tecnologie diverse, modelli organizzativi in parte diversi, ma soprattutto tante esperienze che si stanno già attivando sul territorio rappresenta una vera sfida per i prossimi anni. Quindi grazie ancora per la tua sintesi. Passerei la parola a Marcello Missaggio del Comune di Treviso che ha facilitato, moderato il tavolo 3, come attuare il fascicolo sociale digitale, ovviamente partendo dall'esperienza delle autorità urbane e del progetto che avete in corso. A te Marcello. Grazie Luca. Allora il tavolo è stato un momento di incontro con spunti molto interessanti. Vi sintetizzo nella difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali. Chi si occupa di informatica quotidianamente, ahimè, dà a volte per scontato il fatto che gli strumenti siano utilizzabili comunque. No, siamo stati richiamati a creare e distribuire strumenti facili da usare per tutti, per gli anziani, per i giovani, per le persone che soffrono di digital divide, nel senso di conoscenza, di necessità di alfabetizzazione informatica. È stato evidenziato che anche lo speed, pur utilissimo, è di difficile utilizzo, è complesso e quindi è emersa la necessità di assistenza e di alfabetizzazione. Ci sono gli InnoLab, possono prevedere ad esempio degli interventi, degli spazi di formazione per gli anziani o per chi ne ha bisogno. Un altro aspetto interessante è la diffusione delle conoscenze di ciò che si può avere, quindi ad esempio i certificati che si potranno ottenere, che ogni cittadino potrà ottenere da NPR, vanno diffusi per aumentarne la consapevolezza e la diffusione nell'utilizzo, facendo risparmiare tempo ai cittadini per avere subito ciò che possono avere in modalità automatica. Un altro elemento che è emerso è quello che abbiamo chiamato orientamento amministrativo, quindi a fronte di una necessità che un cittadino affronta per la prima volta, la domanda è a chi mi rivolgo? Alla provincia, al comune, alla regione, all'ASL? Quindi avere degli strumenti che consentano di indirizzare correttamente il cittadino. Un aspetto legato all'interoperabilità dei dati. Si viene ricordato che non è da ieri che esiste la legge 241 del 90 che già imponeva il divieto alle pubbliche amministrazioni di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni dati di cui la PA nel senso più lato è già in possesso. Quindi già fare una riflessione seria sulla circolarità del dato, sugli standard dell'interoperabilità per i sistemi software, in modo tale da evitare accordi bilaterali delle pubbliche amministrazioni, che vuol dire far esplodere la quantità di accordi necessari, quindi andare a attivare un compito defaticante per le PA.
Ecco, quindi ottima l'iniziativa dell'NPR, in modo tale che gli accordi siano fatti su base nazionale. Ottimo anche definire degli standard da far adottare tutti i software in base al tema che affrontano. Un altro elemento che è emerso è l'idea di avere un cloud dei dati delle PA, quindi i dati, evitare che siano spersi in centinaia di banche dati, ma che vengano riportati con degli standard definiti a livello nazionale in dei data warehouse a cui le amministrazioni con opportuni livelli di accesso e di autorizzazione possono accedere. Anche in questo tavolo è emerso la criticità della privacy, che sostanzialmente deve difendere il cittadino, deve tutelare il cittadino, non rendergli più difficile, come si può dire, il riutilizzo da parte delle amministrazioni dei propri dati. Io, come dire, avrei piacere che un dato che do all'amministrazione sia usato in qualunque domanda faccio, non mi porrei problemi di privacy, anzi ne sarei contento. Sono emerse anche delle criticità nell'interscambio dei dati tra sistemi software governativo e locale. Infine ringrazio tutti i componenti del tavolo di lavoro che hanno contribuito in modo molto attivo: Sara Canella, Riccardo Iaconelli, Piero Bernardi, Francesca Tasca, Sergio Scarelli e il collega De Luz di Padova. È stato un tavolo molto molto interessante. Grazie Marcello, siamo anche con te molto contenti che il tavolo sia stato molto stimolante. Accessibilità, semplificazione, orientamento amministrativo mi sembra un tema centrale, perché spesso diamo molte volte per scontato che l'utente sappia a chi rivolgersi su temi così trasversali come potrebbe essere quello dei servizi sociali. E ultimo tema, interoperabilità di dati, condivisione, è sicuramente uno dei temi che anche questa mattina si è presentato nella parte plenaria, quando dal doppio punto di vista della crucialità di far circolare il dato e dal punto di vista dell'attenzione, che spesso far circolare il dato non è ben visto in tema di privacy o di GDPR. Siamo arrivati alla fine. Prima di passare la parola per le conclusioni doverose e fondamentali del nostro direttore di Delfo Borgo, vorrei ringraziare veramente l'Innovation Lab di Bassano, Palades e Creta che ci ospita e che ci ha ospitato oggi in maniera così affettuosa e cortese. E ringrazio i 3 facilitatori che anche oggi hanno fatto un lavoro eccezionale, ci hanno permesso di raccogliere sintesi e spunti fondamentali per la nuova stesura della nuova agenda digitale. E ovviamente ringrazio i colleghi dell'area sanità sociale della Regione Veneto, in particolare anche di Azienda Zero, che ci hanno aiutati a costruire e a definire il programma di oggi e a permettere la sua realizzazione. Idelfo, a te la parola. Siamo un po' più lunghi rispetto ai tempi normali, ma so che riusciremo a recuperare. Come al solito controlli sempre l'orologio, quando mi passi la parola cercherò di essere sintetico. Allora, io direi, ora farei solamente una riflessione proprio perché in questo ormai 7° evento che stiamo facendo nel territorio comincio già nel vedere delinearsi alcuni elementi che legano in realtà tutti questi incontri, tutte queste tematiche che stiamo affrontando nel tema della trasformazione digitale. Sono 3 gli elementi: l'innovazione, il valore dei dati e le competenze. L'innovazione perché si è parlato costantemente anche di innovazione di processo, cioè far sì che si possa passare dal presidio di quello che è la norma a quello che è il presidio del dato e il presidio del servizio, perché oggi qui in sanità abbiamo sentito molto parlare proprio del servizio. Solo in questo modo riusciremo forse proprio a far sì che il digitale diventi uno strumento, come l'abbiamo sentito oggi, uno strumento e non il fine. E questo l'abbiamo visto molto proprio in quest'anno qua, in cui la sanità è stata quella che in quest'ultimo anno non si è mai fermata e ha trovato proprio, grazie anche al digitale, quello strumento che gli ha permesso di raggiungere realmente il fine. Il secondo elemento è quel valore di dati. Abbiamo sentito anche oggi come sia importante che tutti questi dati che vengono raccolti in realtà, e l'abbiamo sentito anche dalle altre parti, negli altri momenti, e c'è la necessità che i dati vengano restituiti al mittente, cioè vengono restituiti a chi li sta raccogliendo, ma soprattutto non tanto restituirli, ma restituire il vero valore, quell'informazione che è necessaria. Informazione che poi abbiamo sentito è fondamentale anche perché poi bisogna anche saper ascoltare le esigenze del cittadino. Esigenze del cittadino, l'abbiamo visto anche ho sentito parlare molto nel primo tavolo proprio, che diventa fondamentale perché poi se riusciamo a capire le esigenze del cittadino, riusciamo a capire anche quanto importante sia che questi servizi che noi mettiamo a disposizione siano comprensibili
e soprattutto devono essere anche aiutati anche i cittadini, perché ahimè inevitabilmente sappiamo tutti che cittadini, soprattutto i cittadini anziani che non hanno competenze, se non li aiutiamo, se non facciamo empowerment su di loro, non sviluppiamo le competenze, rischiamo di sviluppare i servizi che sono inutilizzabili. Ecco, questo trade union che io comincio già a sentire proprio in questi 7 incontri che abbiamo fatto. 7 incontri che ci proiettano già verso l'8º incontro, che sarà lunedì prossimo a Belluno, quindi vi aspettiamo tutti online a Belluno, in cui parleremo proprio di gestione e ambiente territoriali proprio per il digitale. Ecco, con questo possiamo anche concludere e salutare tutti e a risentirci. Velocissimo, grazie per la tua sintesi molto efficace. Allora, come ha detto Idelfo, ci rivediamo lunedì prossimo, che vuol dire fra 3 giorni, e dal punto di vista lavorativo stiamo parlando di meno di 12 ore, perché è già venerdì pomeriggio, quindi ci vediamo lunedì mattina alle ore 10:30 per affrontare un tema anche qua molto caldo, visto tutto quello che riguarda i cambiamenti climatici, l'attenzione alla gestione del territorio e dell'ambiente. Benissimo, grazie ancora a tutti, ci rivediamo lunedì mattina. Grazie a tutti.